Sono Francesca Venturini, direttore della farmacia ospedaliera dell'azienda Ospedale Università di Padova e direttore ad interim dell'unità operativa semplice dipartimentale progetti e ricerca clinica della stessa azienda. L'azienda Ospedale Università di Padova, dall'ultimo report presentato da Azienda Zero a livello regionale, è risultata essere l'azienda sanitaria con il maggior numero di studi clinici attivati nel 2022. Infatti il 25% delle ricerche condotte in azienda condotte in regione sono state condotte in azienda ospedaliera. Questo è favorito soprattutto dal fatto di avere presenti in azienda tante expertise cliniche e anche da una buona organizzazione della ricerca, sia dal punto di vista di supporto documentale che anche della gestione del farmaco. Se guardiamo ai numeri, nel 2022 sono stati attivati 81 clinical trials e 56 studi osservazionali. Qual è la distinzione fra i due? I trial clinici o sperimentazioni cliniche sono studi nei quali il ricercatore sperimenta una nuova tipologia di tecnologia, un nuovo farmaco, un nuovo dispositivo medico non ancora disponibile sul mercato. A differenza invece degli studi osservazionali dove di fatto il ricercatore osserva la pratica clinica e raccoglie i dati in maniera sistematica per ottenere comunque dei risultati che ci possono dare delle indicazioni per successive ricerche. E entrambe le tipologie di studi sono assolutamente fondamentali per avanzare quella che è la conoscenza nel campo dei farmaci, dei dispositivi medici e di qualsiasi altra nuova tecnologia. L'azienda Ospedale Università di Padova si caratterizza anche dalla grande esperienza clinica nell'ambito delle malattie rare e nell'ambito della pediatria. Nello specifico abbiamo in cantiere 3 importanti studi per quanto riguarda le malattie rare pediatriche, anche con tecnologie farmaceutiche molto particolari come terapia genica, terapia cellulare somatica, che sicuramente aumenteranno le conoscenze in questi campi per lo sviluppo appunto di nuove tecnologie in questi ambiti molto particolari. Il supporto alla ricerca all'interno dell'azienda Ospedale Università di Padova viene dato in 2 modalità. La prima è quella del supporto documentale che appunto dà aiuto al ricercatore per sottomettere la documentazione necessaria per gli studi. L'unità per la ricerca clinica, assieme alla segreteria del Comitato Etico per la Sperimentazione, supportano i ricercatori nella sottomissione della documentazione, quindi nell'ottenere le dovute autorizzazioni per poi far partire gli studi. Nella parte più operativa, invece, è molto coinvolta l'unità operativa di farmacia, sia per la gestione del farmaco sperimentale e dei dispositivi medici sperimentali, e anche per il loro allestimento, il loro monitoraggio e anche la gestione di quella che è la parte di sicurezza delle sperimentazioni cliniche.